l'ITS Academy Last di Verona si occupa di logistica, ambiente, sostenibilità e trasporti. Nasce dall'idea di alcuni enti pubblici e privati, da alcune aziende, di localizzare qui al Quadrante Europa la scuola di logistica. In sostanza al Quadrante Europa, perché al Quadrante Europa? Perché qui hanno sede 150 circa aziende che si occupano di logistica ed è un territorio attraversato dalle due autostrade del Brennero e Milano-Venezia e da due linee ferroviarie, la Milano-Venezia e la linea del Brennero. Oggi abbiamo oltre 300 aziende che collaborano a vario titolo con l'ITS, che ha 4 specializzazioni di corsi di studio. Il primo, quello più storico, Logistica Trasporti 4.0, che tratta dalla logistica di impresa, la parte di magazzino e la parte di trasporto intermodalità. Poi abbiamo il corso di Service Manager Automotive, una figura che conosce a 360 gradi l'officina e quindi poi andrà anche questo inserito nella parte di accettazione e gestione del cliente, piuttosto che nella manutenzione del veicolo da un punto di vista tecnico, alla gestione economica dell'officina. Poi abbiamo un corso di User Experience, quindi nel settore dell'informatica. Infine quest'anno partiremo con un nuovo corso rivolto per lo più alle piccole e medie imprese in internazionalizzazione e logistica. Quindi alla logistica uniamo la parte proprio di ingresso del mercato estero. Noi occupiamo oltre il 95%, quindi in sostanza tutti quelli che si diplomano trovano lavoro, ma per cui si respira azienda. Questo è un concentrato di aziende e soprattutto anche di ricerca e di formazione. Sono corsi di 2 anni, totale di 2000 ore, di cui metà in aula, metà in stage. La parte d'aula è svolta per più della metà da persone che arrivano dal mondo del lavoro, quindi collaboriamo con alcune università, Verona, Padova, Bergamo, ma tanti docenti sono proprio quelli che arrivano dalle aziende e venendo dalle aziende parlano ai ragazzi di quello che davvero serve all'azienda. Lo stage per noi è un momento molto importante, ci dà la possibilità di conoscere i giovani, definendo anche un percorso all'interno della nostra azienda di crescita e di sviluppo di competenze professionali. I giovani che ospitiamo arrivano già con una buona preparazione d'aula, diciamo, ed è importante unire questa esperienza d'aula con l'esperienza pratica all'interno dell'azienda. Il mio percorso nell'ITS è stato buono, abbiamo studiato molte cose riguardo a ciò che è un'officina. L'inserimento nel mondo del lavoro è stato tramite lo stage. I 2 stage che vengono fatti il primo e il secondo anno sono stati in questa azienda, in Arduino Inerboldi, e poi alla fine dello stage sono stato assunto tramite il contratto di apprendistato. È un percorso molto valido e è una scelta che rifarei. L'esperienza di ITS è una giudico molto positiva perché mi ha dato modo di entrare a fare stage in un'azienda molto buona che mi è piaciuta molto lavorare qui perché mi ha dato proprio modo di lavorare e interagire con persone dell'ambito del settore. Sì, la consiglierei perché comunque offre tante opportunità, è proprio un trampolino per il mondo del lavoro, anche offre tante opportunità quali ad esempio l'Erasmus, che non tutti i corsi riescono comunque a offrire. L'ho scelta rispetto all'università perché secondo me è proprio un filtro per il mondo del lavoro, dove dandoti la possibilità di fare questo periodo di stage ti dà modo di entrare e essere formato da parte dell'azienda, che è molto utile. Beh, qui in azienda è stato comunque istruttivo anche perché hanno una prima parte formato per poi iniziare proprio a lavorare sul campo, quindi anche proprio in modo pratico, e a questo è servito sia a noi per vedere le cose imparate in classe
per vederle poi applicate in pratica proprio sul campo.